Speriamo che nascano dei nuovi amori anche all'interno di questo parco, degli amori. Nelle parole commosse dello zio di Giulia Cecchettin, Andrea Camerotto, la speranza e l'augurio che il parco pubblico di Via Oriago, che da oggi porta il nome della nipote drammaticamente uccisa dall'ex fidanzato, possa ospitare un futuro migliore. Camerotto ha parlato soprattutto ai tanti giovani che hanno assistito all'intitolazione. Questo parco rappresenta la vita e si vuole ricordare Giulia Cecchettin con la vita, infatti poi la targa riprende la sua laurea, no? In medicina biomedica, e il messaggio è quella di una lotta corale, di una lotta attraverso la prevenzione che riguarda le giovani generazioni ma riguarda anche le generazioni più grandi come le nostre. Dopo lo scoprimento della targa davanti al sindaco Luigi Brugnaro, tutta la giunta comunale di Venezia e i sindaci del territorio, è seguito un lungo applauso, quindi un momento spontaneo di raccoglimento che ha unito tutti i presenti. Istintivamente l'intenzione è stata proprio quella di pensare, di riflettere, dopo le parole che appunto il sindaco Brugnaro e le altre autorità che sono intervenute hanno dedicato a questa celebrazione, all'intitolazione di questo parco. Giulia Cecchettin è un simbolo di un problema che è molto più vasto di quello che personalmente immaginavo, cioè il tema non è soltanto l'assassinio, cioè la parte più cruenta, ma è una violenza costante che vivono donne probabilmente tutti i giorni. Il centro antiviolenza del comune, che ha sede a Mestre e sportelli a Venezia e a Lido, ha tagliato il traguardo dei 30 anni di attività, ampliando la rete di prevenzione e sensibilizzazione sul problema. Un fenomeno che è palesemente trasversale perché effettivamente riguarda tutte le fasce d'età, mentre gli anni scorsi la fascia d'età principale era quella dei 40-50, devo dire che stanno aumentando i casi anche delle giovanissime ma anche delle anziane.